Stazione di Tombolo, ultima chiamata, quella del primo turno dei playoff con il Team Giorgione e l'Eagles Futsal che si giocano partendo dal 7-6 vincente di biancorossi. Una settimana fa il pass per la finale playoff del girone B. I due capitani Nisturolo per la formazione friulana e Tilal Ayub per i padovani a stringersi la mani al centro del campo in una gara che sarà diretta dal signor Bucceroni di Abateghiasso, secondo arbitro Cortese di Bologna, al crono Claudio Piccolo della sezione di Este. Gli applausi del pubblico presente qui alla Belbote Arena. Stefano Testoni raccontarvi questa sfida con l'immagine a regia di Andrea Di Giambattista. Mamma mia che bellezza, Thomas a petto nudo, neanche nelle peggiori spiagge di Rimini. Questo laterale dietro per Leossena, lo schema per Stefani, il contropiede, bravo Stefani a chiudere lo specchio, la palla sul secondo palo di mister Barile, Turolo per Focosi, Senna, lo scarico per Muffadalla, Bon la giocata dietro per Leossena, Leossena il sinistro, di far giocare molti giocatori importanti, qui bello la palla di Bon, Giorgio, De Chiara, Cacchero, il vantaggio del team Giorgione, una gran giocata con il recupero di Bon, la palla per De Chiara che mette sul secondo palo, un passaggio perfetto che Simone Cacchero mette dentro per l'1-0 Giorgione. Barile si accentra il pallone, Rosca, lo spazio per avanzare, Rosca, la puntata, il palo, Turro avanti per Eller Focosi che salta De Chiara, Turlo, la pressione, recupera proprio il capitano per Leossena per Stefani verso il secondo palo, appunto 16 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, Tui in fondo si perdono il giocatore avversario, qui gran parata, di gara, Tilal Ayub per De Chiara per Cacchero, Alemao della parte opposta per Turolo che si accentra, il tiro di Turolo, Stefani, Nicolas Stefani non si fa pregare due volte sul regalo di Nisturolo, Stefani è implacabile, un mancino di Mastro Birraio, Nicolas Stefani, il 2-0. De Generi per Leossena, imbucato in mezzo dove arriva Filippo Bon a marcare tabellino, 17 secondi, che giocata da palla inattivo. De Generi, lo scambio per De Bon, Senna, poi arriva Facchin, palla per Turolo, Ciutui per Turolo, lo scambio ancora Ciutui, poi Leossena che arriva sul pallone, un pallone che però era entrato in rete, la riapre dunque l'Eagles Futsal. Leossena non ha segnato solo quando non ha giocato, intanto attenzione, Costantini scende a fondo campo, entra in area, elude l'avversario. La partita, Cacchero va a sbattere contro Tilal Ayub. Tilal, la deviazione, Stefani, il pallone che arriva a Cacchero che può brecare, Tilal per Stefani, il secondo palo per Senna, il nuovo +2 del Giorgione, firmato Leossena sull'assist di Nicolas Stefani, rimette a +2 la sua squadra, il giocatore simbolo Leossena. Bravo Eller, Focosi, fuori di un nulla per Leossena per Cacchero, Facchin, lo scarico per Leossena, ancora Facchin, giocano i due, palla per Cacchero, Simone Cacchero, la cinquina biancorossa, 12:42 da giocare, il nuovo +3 che riporta a +4, la sfida è doppietta di Simone Cacchero, prolunga per Naim Muffadalla, il set del Giorgione, un 6-2 e poi il tuffo di Nicolas Stefani a festeggiare. Palla per Alemao si accentra, il tiro, il palo interno.
Ayub cerca Vecchione, Vecchione si ferma, Vecchione per tirare, Ayub! Il 7-2 del Giorgione e adesso è tutta in discesa la partita biancorossa. Gran giocata di Vecchione, la finta calciare, palla dentro per la corrente Tilal Ayub. Apre per Fabbro, bravo Bastini, Focosi si accentra, va a calciare, palla fuori di poco, Justin, il tiro, la risposta di Facchin e poi De Generi sulla ribattuta, mette dentro l'8-2 del team Giorgione, mette anche il suo nome sul tabellino dei marcatori. 8. Questa me l'ha copiata. In attesa anche di conoscere, attenzione Focosi! Adesso la mette dentro, il gol del 3-8. Il numero 9 dell'Eagles Futsal. De Generi intanto, ancora De Generi! Justin De Generi! Il 9-3 a 19 dalla fine. Non era facile dopo la prima risposta di Facchin. Si stringono già le mani i giocatori in campo e arriva la sirena che manda tutti negli spogliatoi con il team Giorgione vittorioso per 9-3 su un Eagles Futsal che nel primo tempo ha dato grande fastidio al team Giorgione, avrebbe sicuramente meritato di più. Stefano Testoni, in ringraziamento ovviamente al buon Andrade Giambattista per le riprese, il replay e che chi più ne ha più ne metta, anche il sound check all'inizio secondo tempo. Ovviamente ci rivedremo qua, casa di Giorgione il 9 maggio per la gara di ritorno nella finale del girone, ma l'appuntamento è per mercoledì sera 20:30 dagli studi Media Gol di Bolzano Vicentino per la puntata dedicata al torneo delle regioni. Avremo gli allenatori che guideranno Leoni e Leonesse in Lazio per cercare di portare a casa qualcosa di grande. Grazie a Andrade Giambattista, dal vostro Stefano Testoni, ciarlatano volontario. L'appuntamento a mercoledì per Zona Futsal. Baci e abbracci a tutti.